Le cause di un incidente stradale possono essere diverse e non è raro che all'origine di un disastro ci sia una somma di più fattori. Si possono distinguere due tipi di cause. Cause esterne all'uomo, come la presenza di ghiaccio sul fondo stradale, la nebbia, lo scoppio di un pneumatico o il fondo stradale danneggiato. In questo caso le possibilità di intervento sono limitate ad un atteggiamento prudente ed attento della guida. Le cause interne all'uomo riguardano invece l'eccessivo affaticamento, la sonnolenza, l'imprudenza, l'uso di farmaci oppure di alcol o droghe. Queste sono cause che possono essere eliminate con una corretta informazione ed una presa di coscienza dei rischi connessi. No, a me non succede. Sono un tipo sveglio io. Bisogna stare svegli, sempre all'occhio. Ne ho fatte tante e mi è andata sempre dritta. No, a me non succede. L'automobile ci aiuta a ridurre le distanze e a frequentare luoghi e persone. Ma è forte anche il bisogno di rilassarsi, staccare la spina, divertirsi e lasciare per un attimo fatiche, stress, tensioni. Un po' di alcol, lo sappiamo, ci permette di vivere una situazione di benessere, di stare bene insieme, in compagnia, in allegria, con gli amici. E di essere meno chiusi, meno timidi. Anche bere poco, che so, un paio di bicchieri, può essere rischioso. Spesso si sottovaluta il pericolo di una guida in stato di ebbrezza. Vediamo perché. Guidare con un po' di alcol nel sangue è infatti uno dei fattori che possono portare all'incidente stradale. Tra i primi organi ad essere coinvolti, dopo l'assunzione di alcol, c'è sicuramente il cervello, perché è ricco di vasi sanguigni che assicurano un afflusso importante di sangue. L'alcol riduce la capacità visiva, può renderla confusa e di notte può diminuire del 25%. Viene inoltre ridotta la visione laterale, rendendo difficoltosa la vista di veicoli provenienti da destra e da sinistra. L'alcol può provocare sonnolenza e quindi una diminuzione dell'attenzione. La coordinazione dei movimenti risulta più difficoltosa ed aumenta il tempo di reazione. Inoltre si riduce l'abilità di compiere due o più azioni contemporaneamente. L'alcol crea infine un senso di benessere, di sicurezza, di euforia, che portano a sopravvalutare le proprie capacità, ad affrontare rischi che altrimenti non verrebbero mai corsi. Se ragioni in questo modo, allora non ti puoi più muovere, non puoi fare più niente. No, la vita è una sola, va vissuta. Carpe diem. Carpe diem. Certo, cogli l'attimo. Ma con l'alcol non è che si cuca di più e ci fa diventare piloti di Formula 1. A mio nonno piaceva bere, ma non l'ho mai visto schiantarsi contro un platano a 150 all'ora con il carro e il cavallo. E poi un conto è la sensazione soggettiva. Infatti c'è gente che regge benissimo l'alcol, mentre ci sono altre persone che con mezzo bicchiere sono già alterate. E poi invece c'è la misurazione oggettiva, e cioè la quantità di alcol che si trova nel sangue e che non c'entra un bel niente con la nostra capacità di reggerlo. E poi sentiamo spesso parlare di alcolemia e di tasso alcolemico. Ma che cosa sono? L'alcolemia è la concentrazione di alcol nel sangue e si esprime in milligrammi presenti in 100 millilitri di sangue. In Italia il limite legale per chi guida è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. Non esiste una certezza per affermare quanto si può bere senza superare questo limite. Dipende da molti fattori: il peso, il sesso, l'età, quanto e quando si ha mangiato e ovviamente da cosa avete bevuto. Dopo l'ingestione di una bevanda alcolica, l'alcolemia cresce fino a mezz'ora, un'ora dopo. Poi inizia una lenta discesa del livello alcolemico. Se però si assume di nuovo alcol, senza aver smaltito la dose precedente, si ha un accumulo, con relativo aumento dei tempi di smaltimento. Con una quantità di alcol nel sangue compresa tra 0,5 e 0,8 per 1000,
l'equivalente di un paio di bicchieri di vino o di 2 boccali di birra, quasi tutte le persone hanno un ritardo dei riflessi nervosi di mezzo secondo. Se guidiamo un'auto a velocità media, una frenata con mezzo secondo di ritardo aumenta lo spazio di frenata di 14 metri, aumentando non poco il rischio incidente. Contrariamente a quanto si pensa, né il freddo, né lo sforzo fisico, né il caffè o una doccia fredda lo riducono. Chi svolge lavori pesanti non elimina più in fretta l'alcol rispetto ai sedentari. Stiamo parlando di alcol, vino, birra, superalcolici, ma non possiamo dimenticarci dei farmaci, delle sostanze stupefacenti. Quando siamo alla guida, in auto, su una qualsiasi strada, non è come fare una passeggiata o andare in bicicletta. Gli ostacoli sono sempre imprevisti ed improvvisi. C'è bisogno quindi di una grande prontezza di riflessi. Non è che possiamo prenderci un tranquillante e inserire il pilota automatico. Guidare sotto l'influsso di stupefacenti o di psicofarmaci è altra cosa che guidare puliti. Le droghe stimolanti, ad esempio, producono più attenzione, ma solo per un breve periodo di tempo. Successivamente possono causare nervosismo, minor concentrazione, difficoltà visive, capogiri. La cocaina e l'anfetamina sono simili negli effetti, ma si differenziano nella durata dell'azione. Possono indurre disinibizione, euforia e una sopravvalutazione delle proprie capacità. Si crede di poter fare qualsiasi cosa, anche guidare contromano o passare con il rosso. Quando poi cominciano a ridursi gli effetti, può diminuire la coordinazione in risposta agli stimoli visivi. Gli allucinogeni, come ad esempio l'LSD, possono provocare vertigini, fiacchezza, tremore. A queste sensazioni fanno poi seguito alterazioni sensoriali della percezione del tempo e della personalità. Passa. Se nel rapporto con gli altri l'ecstasy può creare affabilità, fiducia e apertura mentale, risulta invece evidente la sua incompatibilità con la guida. L'ecstasy fa parte della famiglia degli allucinogeni ed è per questo che i rischi più gravi derivano soprattutto dalla presenza di allucinazioni, ma anche dall'eccesso di fiducia provocato da questi eccitanti. Anche le droghe leggere, come la marijuana, possono portare ad un senso di dilatazione del tempo, ad un notevole ritardo dei riflessi, alla sonnolenza, oppure ad una sensazione di ilarità e leggerezza che compromettono la corretta valutazione della situazione. Dopo aver fumato, la pupilla si dilata e questo può causare un allungamento del tempo di abbagliamento durante la guida notturna. Il rallentamento dell'attività psichica e fisica e il sopraggiungere di uno stato confusionale e di sonnolenza sono i più importanti effetti pericolosi per la guida di chi si è fatto di eroina o di morfina. Infine, i tranquillanti. Sono farmaci legali, spesso indicati per diminuire tensione ed ansia. Ciò non toglie che possono provocare sonnolenza, stato di confusione mentale e un'attenzione ridotta. È per questo che nelle avvertenze di molti tranquillanti è sconsigliata la guida. Non è che ci pensi 2 volte. Sei preso dalla situazione, che puoi fare? Sì, certo. È rischioso. Lo vuoi mettere? Sappiamo benissimo che bevendo in successione bevande alcoliche e superalcoliche diverse fra loro, possiamo provocare un effetto amplificato e a volte devastante. Ma cosa succede quando mescoliamo alcol e sostanze stupefacenti? Un cocktail di più sostanze non è una semplice sommatoria di effetti, ma ne costituisce un pericoloso potenziamento, con conseguenze spesso non prevedibili. L'assunzione contemporanea di alcol e farmaci o alcol e droghe aggrava le difficoltà psicofisiche di una persona. La loro combinazione rallenta la respirazione e le pulsazioni. Nella guida il pericolo si amplifica, con una drastica riduzione della capacità di attenzione e un notevole rallentamento dei riflessi.
Una serata all'insegna del divertimento e della spensieratezza non ha bisogno di alcol. Ma se proprio volete bere, fate in modo che chi guida, chi vi riporta a casa, sia sobrio. Inoltre dovete sapere che per il conducente sorpreso in stato di ebbrezza sono previste sanzioni molto pesanti. Infatti non si tratta di salvaguardare soltanto l'incolumità dell'autista, ma anche quella dei passeggeri e di coloro che si trovano ad incrociarlo lungo la strada. L'alcolemia si rileva attraverso l'esame del sangue o attraverso la prova del palloncino tramite l'etilometro. Esiste infatti un rapporto diretto tra l'alcol presente nel sangue e quello dell'aria ispirata. Coloro che hanno un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue o che hanno fatto uso di stupefacenti non possono guidare. Gli ufficiali e gli agenti di polizia sono autorizzati a sottoporre gli automobilisti a verifica del tasso alcolemico dopo un incidente stradale o quando si suppone esista uno stato di ebbrezza alcolica dell'automobilista. Chi si rifiuta di sottoporsi al test è punibile con una multa o con l'arresto. Per chi supera il tasso legale sono previste la sospensione della patente, un'ammenda pecuniaria e al limite l'arresto. Io non posso controllare e determinare tutto. Ci sono certe cose, penso io, che se è destino che devono succedere, succedono. E io non sto a pensarci troppo sopra. Vado e basta. Come va, va. Sulle strade la nostra vita è a rischio e allora essere sobri è sinonimo di comportamento responsabile. Perciò quando si guida l'alcolemia più sicura è l'alcolemia zero. Fine corsa si scende